Ok, partito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui per il webinar sui pagamenti elettronici, nuove funzionalità del portale dei pagamenti MyPay, lavori in corso, switch off, cataloghi e tassonomia. Adesso avremo gli interventi del direttore Luca De Pietro, poi un approfondimento sulle principali novità di MyPay 5.9 di Simone Vicari, quindi lavori in corso, switch off, cataloghi e tassonomia di Maristella Belgagna. Chiedo scusa, attenzione ai microfoni. E quindi la sessione domande e risposte conclude Antonino Mola. Darei la parola al direttore Luca De Pietro. Buongiorno a tutti, sono Luca De Pietro, grazie al dottor Candiello per avermi passato la parola e ringrazio tutti per la partecipazione così numerosa a questo evento, siamo più di 200 persone, quindi vi ringrazio ancora. Come sapete, da un paio d'anni la Regione del Veneto, in particolare la Direzione ICT e Agenda Digitale, è occupata nell'attività, nel processo di supporto della trasformazione digitale del territorio. Lo facciamo operando con questo modello che noi chiamiamo delle 3T, tecnologia, territorio, talenti, perché crediamo veramente che questo sia un passaggio fondamentale per rinnovare i servizi degli enti, della regione e in questo modo impattare sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Tecnologie perché mettiamo a disposizione piattaforme abilitanti come quella che affrontiamo oggi, quella dei pagamenti, quindi è impensabile non realizzare un cambiamento profondo senza partire da tali tecnologie. Territorio perché questo percorso lo facciamo con i soggetti aggregatori del territorio, con i SAD, i soggetti aggregatori del territorio, e anche con le autorità urbane. Crediamo moltissimo nel coinvolgere il territorio, lo stiamo facendo da diversi anni ed è un percorso ovviamente molto oneroso in termini di tempo, ma che ci sta dando grande soddisfazione. Talenti, perché non possiamo pensare di mettere solo tecnologie a disposizione della pubblica amministrazione, dobbiamo anche investire sulle persone. L'incontro di oggi è l'ennesimo che facciamo perché effettivamente ogni settimana ne facciamo 2 o 3 per aiutare il territorio, aiutare noi stessi a sviluppare competenze e conoscenze aggiuntive rispetto a quello che abbiamo. Ieri abbiamo avuto un incontro con la parte dei comunicatori, oggi approfondiamo il tema dei pagamenti, la settimana scorsa con il GDPR, quindi ogni settimana più appuntamenti per continuare ad investire in conoscenze. Ovviamente questo modello di trasferimento di innovazione basato sul territorio, sulle tecnologie, sui talenti ha bisogno anche di risorse. Per questo abbiamo anche investito in trasferimenti di risorse economiche importanti verso il territorio. Lo stiamo facendo con bando Corfez che si è chiuso il 15 luglio scorso con 13 milioni di euro. Lo faremo anche nei prossimi mesi perché stiamo con un'iniziativa che riguarda i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti per recuperare delle risorse del Fondo Governance nazionale e lo faremo anche nei prossimi mesi cercando di recuperare ulteriori risorse che arrivano dal Dipartimento per l'Innovazione e il Ministro Pisano che riguardano specificatamente il tema dei pagamenti digitali. Quindi è un percorso in itinere che ci vede tutti coinvolti e che soltanto contribuendo un po' sia dal punto di vista dell'attività operativa sia dal punto di vista ovviamente strategico potremo raggiungere i risultati che ci attendiamo. Crediamo tantissimo sul tema dei pagamenti digitali e pagamenti elettronici. Voi sapete che la Regione Veneto è partita tra le prime ad avere un proprio polo regionale che si chiama MyPay, polo che ha poi condiviso con altre pubbliche amministrazioni e parte dei nuovi servizi che poi i colleghi vi presenteranno poc'anzi derivano proprio da questa attività di riuso che noi abbiamo condiviso quindi con le altre amministrazioni, perché crediamo anche qua che condividere soluzioni applicative con le altre pubbliche amministrazioni e
favorendo la contribuzione di tutti, possa essere sicuramente un modo sostenibile di sostenere l'innovazione anche nell'ambito della pubblica amministrazione. Ultimo aspetto, l'importanza dei pagamenti ovviamente non è dovuta soltanto perché ce lo chiedono i cittadini sempre di più, ma anche perché, come ben sapete, c'è la prossima scadenza del 28 febbraio 2021. Anche su questa ci stiamo attrezzando e vi stiamo coinvolgendo. Parte del seminario oggi è dedicato proprio anche al tema dello switch off, quindi grazie ancora per essere così numerosi, grazie ancora per seguirci e abbiamo bisogno anche della vostra collaborazione per continuare in questo percorso. Grazie, a te la parola. Grazie direttore. A questo punto diamo la parola a Simone Di Vicari di Regione del Veneto che ci parlerà di MyPay 5.9, le principali novità. Grazie, prego Simone. Sì, buongiorno a tutti. Intanto inizio con condividere delle slide che ho preparato. E in questa presentazione proverò a descrivervi alcune delle funzionalità che abbiamo rilasciato con la versione che è andata in ambiente di produzione la scorsa settimana. Vi ho girato un po' l'elenco di quelle che sono state le funzionalità, oggi ne analizzeremo alcune. Alcune sono stati adeguamenti normativi di cui non scenderò in dettaglio, ma di altre volevo insomma raccontarvi un po' il lavoro che abbiamo fatto. Le quattro principali funzionalità o modifiche che abbiamo fatto sono le seguenti, andremo ad analizzarla. Partiremo dal carrello multiente, vedremo poi l'avviso multilingua, passeremo a un aspetto più tecnico che è l'esternalizzazione dell'archivio di pagamenti per il modello 3, per arrivare infine a raccontarvi di una modifica che abbiamo fatto anche a livello di MyPivot rilasciata a inizio ottobre e relativa al tracciato OPI per il giornale di cassa. Entriamo nel dettaglio del carrello multiente. Per il carrello multiente quello che abbiamo fatto è stato ripensare all'esperienza d'uso per l'utente che accede al nostro sistema. Accede al nostro sistema attraverso un'autenticazione forte con lo SPID. Nel momento in cui l'utente accede potrà avere la possibilità di monitorare in maniera efficace quello che c'è all'interno del sistema. In particolare troverà le sue posizioni debitorie aperte e chiuse, potrà pagare degli avvisi Pago PA, potrà effettuare pagamento di dovuti di tipo spontaneo verso tutti gli enti aderenti al sistema MyPay della Regione Veneto e in particolare riuscirà a creare un carrello a cui inserire più dovuti, anche afferenti a diversi enti. E questo permetterà all'utente loggato di effettuare con un'unica transazione più pagamenti. Questo in un'ottica, ad esempio, di ridurre quelle che sono le commissioni, perché nel momento in cui farà un unico pagamento di 5 dovuti, pagherà soltanto una volta le commissioni. La nuova interfaccia che si presenta all'utente che effettua il login presenterà 4 macro bottoni che adesso andiamo ad analizzare. Il primo riguarda le posizioni aperte, in cui il cittadino ritrova tutte le posizioni che gli enti aderenti hanno caricato sul sistema MyPay. Il controllo verrà fatto attraverso il codice fiscale dell'utente che ha fatto l'accesso e troverà in un unico punto tutti i dovuti pagabili e li potrà inserire nel carrello. Il secondo bottone è quello legato agli avvisi di pagamento. Un utente potrà da questa sezione inserire e ricercare e quindi pagare poi gli avvisi di pagamento che ha ricevuto. E quindi ricercarlo attraverso il codice IUV e eventualmente il codice fiscale, se non è il suo, potrà utilizzare quello
se il dovuto è intestato a un'altra persona, potrà ricercare anche quel dovuto, ovviamente conoscendo sia lo IUV che il codice fiscale. In questo modo io potrò fare un pagamento, ad esempio, per un'altra persona, e quindi se ad esempio devo pagare la retta della scuola di mia figlia, potrò inserirla all'interno del carrello che vado a comporre. Il terzo bottone è relativo allo storico delle transazioni, in cui il cittadino potrà effettuare la ricerca e il recupero delle ricevute di pagamento che ha effettuato. E qui potrà trovare le ricevute di pagamento e quindi scaricare quei documenti che sono liberatori per quel servizio di cui ha fatto il pagamento. L'ultimo bottone riguarda le altre tipologie, e da questa sezione l'utente può, da logato, andare ad inserire un pagamento spontaneo per uno qualsiasi degli enti presenti, quindi potrà compilare i dati del pagamento spontaneo e procedere ad inserirlo nel carrello. Quello che viene fatto una volta inseriti i dovuti nel carrello sarà la possibilità di vedere il carrello come come nella stessa modalità di chi fa gli acquisti sugli e-commerce, e quindi vedere cosa c'è nel carrello, eventualmente preparare l'avviso o procedere con il pagamento online. Quindi abbiamo appunto il bottone prepara avviso da stampare, abbiamo il bottone elimina, che potrà togliere il dovuto dal carrello, e infine potrà procedere a pagare tutto il carrello come vi dicevo, con una sola transazione. Una volta che procede dovrà compilare l'anagrafica del soggetto intestatario e del soggetto versante, nel caso siano diversi, altrimenti le informazioni le ritrova già presenti. Questo per ciascuno dei dovuti che ha inserito nel carrello. Una volta confermata l'anagrafica, si procederà al pagamento con il solito metodo, quindi si verrà reindirizzati sull'UISP e si procederà a concludere il pagamento con i metodi presenti sull'UISP. Alla fine della transazione l'utente riceverà una ricevuta telematica di pagamento per ciascun dovuto che era presente nel carrello. Quindi se io sono andato a pagare 3 dovuti, riceverò 3 diverse ricevute telematiche, una per ciascun dovuto inserito. La seconda funzionalità che vi racconto è quella della possibilità da parte di un ente di chiederci la stampa dell'avviso in multilingua. In particolare abbiamo introdotto la possibilità, nel momento in cui viene fatta la configurazione sull'ente, di avere gli avvisi stampati, oltre che in italiano, anche in un'altra lingua. Le lingue che sono presenti sono italiano e inglese o italiano e tedesco. Nel momento in cui viene attivata questa funzionalità, sia che l'avviso venga generato dal sistema MyPay in modo automatizzato, sia che l'utente si crei un dovuto attraverso il portale, questo verrà generato in due versioni, ossia si riceverà un unico file in cui nella prima pagina del PDF troveremo l'avviso in italiano, e nella seconda, ad esempio, in questo caso, in inglese, oppure sarebbe in italiano e in tedesco. Questa funzionalità era molto sentita e ci è stata richiesta, e quindi l'abbiamo portata a bordo e sarà molto utile. Nel momento in cui l'ente vorrà attivarla, ci contatterà con i soliti metodi all'indirizzo di cluster.innovazione@regione.veneto.it, e noi gli daremo tutte le informazioni per poter attivare questa funzionalità. La terza funzionalità riguarda l'esternalizzazione degli archivi di pagamento per il modello 3. Questa funzionalità riguarda gli enti che decideranno di integrarsi e permetterà di integrare dei verticali
dei DB, dei database, dei sistemi verticali dell'ente. In particolare lo scenario per cui è stato pensato è per quando ci sono archivi di pagamenti di dimensioni considerevoli. Ho messo come esempio che ci sono attive 100.000 transazioni debitorie o più, e queste hanno degli importi mutevoli nel tempo. Faccio riferimento ad esempio al caso delle contravvenzioni al codice della strada, ad esempio, ma ce ne possono essere anche altri. Per cui abbiamo questi dati che nel tempo variano, passati dopo la notifica, passati i 5 giorni, passati i 30 o i 60, eccetera. E questa evoluzione consente quindi l'esternalizzazione dell'archivio dei pagamenti direttamente sul software verticale dell'ente. E cosa succede? Tecnicamente, nel momento in cui arriva una richiesta di pagamento per il dovuto, il sistema MyPay farà transitare quella richiesta verso il verticale esterno, che effettuerà il calcolo o eventualmente il ricalcolo dell'importo. Il dovuto viene quindi a questo punto ricaricato su sistema MyPay e si procede al pagamento con i metodi tradizionali che sono poi presenti, quelli che già conosciamo, insomma. E quindi si sposta un po' quella che è la logica del pagamento e si permette l'utilizzo di questi archivi esterni. L'altra funzionalità che vi racconto, e poi chiudo la mia presentazione, è una modifica che abbiamo fatto al tracciato OPI del giornale di cassa. In pratica c'era da fare un adeguamento alla versione del tracciato OPI 1.5, e in pratica da inizio ottobre, dal 5 ottobre, i tracciati scaricati dalla tesoreria dovevano rispettare questa versione, e quindi abbiamo fatto in modo che il sistema MyPivot accettasse appunto questi incassi, e quindi abbiamo apportato le modifiche che erano indicate sulla documentazione, e abbiamo fatto il rilascio della versione MyPivot a inizio ottobre, in modo da poter essere attivi e accettare questi pagamenti, questi inserimenti dei giornali di cassa da parte degli enti che hanno già attivato questa modalità, quindi per la parte relativa alla riconciliazione. Abbiamo fatto altri adeguamenti normativi di cui non ho fatto approfondimenti. Uno di questi, ad esempio, è l'adeguamento al WISP 2.0. Chiudo qui il mio intervento, ringrazio per l'attenzione e passo la parola. Sì, grazie Simone Vicari. Prego, grazie Simone Vicari. E adesso è il turno di Maristella Bolgan, che ci parlerà dei lavori in corso, ovvero switch off, cataloghi e tassonomia. Prego Maristella. Non ti sentiamo ancora. Maristella, ci manca l'audio. Ecco, forse adesso, perfetto, scusatemi. Buongiorno a tutti, vi presento insomma quello che sono i temi caldi in questo periodo per l'agenda digitale del Veneto, che sono lo switch off PagoPA, i cataloghi e la tassonomia PagoPA. Lo switch off, cosa intendiamo per switch off? È un processo che ha gli obiettivi di arrivare al 28 febbraio 2021 aiutando gli enti a gestire i propri incassi tramite il nodo PagoPA. Sono previste alcune fasi. Una prima fase ha l'obiettivo di consentire di incassare un insieme minimo di dovuti standard tramite l'utilizzo di pagamenti spontanei e riconciliazione manuale o automatica.
una seconda fase che vuole consentire l'inoltro automatizzato degli avvisi di pagamento e la successiva riconciliazione automatica di tutti i pagamenti. In questa fase definiamo degli standard di integrazione per quanto riguarda i software verticali relativi alla contabilità e ai tributi presenti nei vari sistemi informativi degli enti e definiamo i cataloghi dei prodotti qualificati degli enti. L'ultima fase, per l'ultima fase il nostro obiettivo è ovviamente arrivare a far sì che su tutti gli enti ci sia un sistema di avvisatura automatizzata e un sistema di riconciliazione automatizzata, in modo da arrivare alla gestione delle entrate quasi automatica. Vediamo a che punto siamo. Le amministrazioni della Regione del Veneto che hanno scelto la Regione quale intermediario tecnologico sono 630 su un totale di poco più di 1650. Tra queste le più numerose sono i comuni e gli IPAB. I comuni che ci hanno scelto come intermediario sono 468 su un totale di 563. A questi poi vanno aggiunti anche unioni di comuni, 28 unioni di comuni e 4 consorzi di polizia locale che hanno servizi assimilabili a quelli dei comuni. Poi abbiamo 70 IPAB su un totale di 122, 12 aziende sanitarie che sono in numero ovviamente limitato, ma come volumi di transazioni diventeranno molto significative, e poi altri 80 enti vari. La situazione per quanto riguarda l'attivazione è la seguente: abbiamo 442 enti attualmente in esercizio su MyPay. Per quanto riguarda le campagne di switch off che abbiamo fatto nel corso del 2020, abbiamo avuto l'adesione da parte di 332 comuni e di questi 125 sono ancora in corso di attivazione. Il processo di attivazione non è così immediato perché è piuttosto complesso e richiede l'intervento e alcune operazioni sia da parte di regione sia da parte dell'ente che fa richiesta, perché ci sono alcune attività che possono essere svolte solo dai rispettivi soggetti. E poi abbiamo infine anche 48 IPAB che hanno aderito alla campagna di switch off che abbiamo fatto a settembre e sono in corso di attivazione. Vediamo quindi adesso che cosa intendiamo per prodotto qualificato e processo di integrazione e qualificazione dei prodotti. Un prodotto qualificato è un prodotto che riesce a dialogare correttamente con la piattaforma abilitante regionale dei pagamenti. Quindi l'integrazione deve essere preceduta dalla qualificazione del prodotto. Lo scopo di questo processo è ovviamente promuovere l'accompagnamento degli enti da parte delle aziende ICT verso l'utilizzo della piattaforma PagoPA e in particolare per gli enti che hanno scelto la Regione del Veneto quale intermediario tecnologico. Sappiamo che c'è la scadenza del 28 febbraio 2021, data entro la quale tutti gli incassi degli enti devono essere integrati e passare attraverso il nodo PagoPA. E sappiamo anche che le aziende ICT sono il primo punto di riferimento per l'ente nei percorsi di innovazione tecnologica. Quindi il ruolo che vuole rivestire Regione del Veneto con le aziende ICT è quello di dare dei modelli operando comunque nel pieno rispetto del ruolo di mercato delle aziende ICT.
Il processo di qualificazione si compone sinteticamente di 2 fasi. Per un nuovo prodotto, la prima fase è costituita dalla qualificazione del prodotto aziendale, del software aziendale ehm, verticale, con MyPay e MyPivot. Questo perché questo prodotto deve rispettare ben definiti protocolli di comunicazione con la piattaforma regionale. Sono necessari dei test di integrazione tra prodotto e piattaforma ed è necessario raccogliere delle informazioni indispensabili sul prodotto e su come questo si interfaccia con la piattaforma regionale. La seconda fase è quella di pubblicazione e aggiornamento continuo dei cataloghi. Abbiamo 3 tipologie di cataloghi. Il catalogo dei prodotti qualificati, cioè dei prodotti che hanno superato con successo i test di integrazione, il catalogo dei processi di accompagnamento, che sono i servizi che le aziende ICT propongono per supportare le pubbliche amministrazioni e accompagnarle in questa rivoluzione digitale nel mondo dei pagamenti verso la pubblica amministrazione. Infine abbiamo il catalogo degli enti che utilizzano prodotti qualificati. La fase 1 quindi di qualificazione dei prodotti consta nella compilazione di una serie di documenti da parte dell'azienda ICT, che sono la domanda di invito, il documento di qualificazione prodotto di processo, e nell'individuazione da parte di questa di un ente pilota tra i propri clienti che dovrà fare l'integrazione del software gestionale con MyPay e MyPivot. Questo ente quindi effettua il processo di integrazione e qualificazione per il prodotto software, ovviamente supportato dall'azienda ICT per tutti quelli che sono gli aspetti tecnici, e poi compila e trasmette alla Regione del Veneto il documento di qualificazione ente prodotto. In alternativa, questo documento può essere anche trasmesso dall'azienda ICT. Al termine di questa fase il prodotto è qualificato e viene pubblicato sul catalogo dei prodotti qualificati. Qui vi riporto il link della pagina della MyExtranet in cui sono elencati questi cataloghi. Attualmente sono in corso di aggiornamento e a breve provvederemo ad aggiungere tutti gli enti e tutte le aziende ICT che si sono qualificate più recentemente. Quindi l'aggiornamento continuo in cosa consiste? Un nuovo ente deve effettuare il processo di integrazione e qualificazione del prodotto presente nel catalogo, ovviamente supportato dall'azienda ICT, e l'azienda lo può supportare e ci auspichiamo che lo supporti non solo per gli aspetti tecnici, ma anche per la ridefinizione dei propri processi di incasso, secondo lo schema che ci avrà comunicato e che noi avremo pubblicato nel catalogo dei processi di accompagnamento. Infine, l'azienda ICT ci trasmette il documento di qualificazione ente prodotto. In alternativa, anche in questo caso, il documento può essere trasmesso dall'ente. Quindi ci sono questi passaggi di informazione tra l'ente e la regione. L'ente richiede l'integrazione compilando della modulistica che ci fornisce l'anagrafica dell'ente, i contatti, l'elenco dei dovuti e i dettagli sul prodotto software, i contatti con il referente tecnico della software house e i dettagli di come funzionerà questo prodotto software nel dialogare con MyPay e MyPivot. Quindi qui, come vediamo, poi ci sono delle operazioni che deve fare la regione, poi l'ente, poi di nuovo la regione, quindi si passa attraverso una serie di test negli ambienti di collaudo e poi infine nell'ambiente di esercizio.
Vediamo infine la novità che è stata la pubblicazione della tassonomia dei servizi di incasso da parte di PagoPA SPA. Allora, il 30 settembre 2020 PagoPA ha pubblicato questo documento monografico che va a completare quelle che sono le specifiche attuative del nodo dei pagamenti, che sono delle specifiche che MyPay deve rispettare per essere aderente al 100% a quanto stabilito da PagoPA. Questa monografia è accompagnata da una tabella tassonomica che sarà aggiornata nel tempo anche a seguito di segnalazioni da parte degli enti o dei partner tecnologici. Questa tabella prevede 143 servizi di incasso suddivisi per tipologia di ente creditore e per macro categorie di pagamenti. Quindi alla fine quello che bisogna fare è per ogni dovuto censito su MyPay bisogna trovargli la collocazione in questa tassonomia, cioè classificarlo in base al codice tassonomico. L'obiettivo appunto di questa tassonomia di PagoPA è consentire agli enti creditori di identificare i servizi di incasso in maniera uniforme, non solo per gli enti ma anche per il cittadino, che quindi vedrà lo stesso servizio di incasso per ogni ente chiamato con lo stesso nome. Quindi quello a cui si tende è dire le multe le chiamiamo sanzioni del codice della strada per tutti gli enti, e non un ente che le chiama multe, un ente le chiama sanzioni, un ente le chiama in un altro modo. L'altro obiettivo è che anche trovare l'uniformità quindi per le posizioni debitorie che transitano su PagoPA. Quindi dovremo standardizzare il più possibile le tipologie di incasso. Quindi cosa prevede questa monografia? Prevede che a partire dal 30 settembre 2020 le amministrazioni hanno 5 mesi di tempo per adeguarsi alla gestione di questo codice desunto dalla tassonomia. Pertanto dopo il 28 febbraio 2021 non sarà consentito l'uso di codici diversi, pena lo scarto della richiesta di pagamento telematico. Questo vuol dire che se non, scusate, se non definisco e associo il codice corretto per ogni dovuto, non sarà possibile fare il pagamento tramite PagoPA. Al momento quindi della creazione della posizione debitoria, l'ente creditore, in collaborazione col proprio intermediario partner tecnologico, e avendo preventivamente identificato la tipologia di entrata, deve attribuire un codice a uno specifico campo che è presente all'interno della struttura della richiesta di pagamento telematico. Queste sono le fasi sinteticamente previste da questo processo innescato dalla pubblicazione di questa monografia. La fase di consultazione si è conclusa il 30 ottobre 2020. In questa fase di consultazione la PagoPA chiedeva ai vari enti di proporre miglioramenti e modifiche e integrazioni alla tabella tassonomica. La fase di adeguamento dal 31 ottobre al 28 febbraio e dal 28 febbraio dell'anno prossimo l'entrata in esercizio. Le attività da porre in essere, le attività poste in essere e da porre in essere sono fino al 30 ottobre 2020 la fase di consultazione pubblica che abbiamo detto si è chiusa. Nel frattempo abbiamo attivato un tavolo di confronto tra PagoPA e le regioni per meglio definire e arricchire questa tassonomia. E entro scusate, qui ho sbagliato la data, entro il 28 febbraio 2021 dovremo implementare su MyPay e MyPivot gli aggiornamenti tecnici necessari per evitare qualsiasi disservizio.
Lo scopo è quello il nostro scopo come Regione è quello di evitare di chiedere alle aziende ICT e agli enti di modificare ovviamente i software già integrati come iPaymo e Pivot e accompagnare anche gli enti per la classificazione dei dovuti integrati all'interno della tabella tassonomica prevista da PagoPA. Qui vi lascio un breve elenco di siti per approfondimenti, tutto quello che riguarda il processo di qualificazione, poi MyPay, MyPivot e poi più in generale PagoPA e il portale per le adesioni. E ho concluso il mio intervento, vi ringrazio. Buongiorno, prendo la parola io perché Antonio Candiello ha dovuto scollegarsi e quindi direi che possiamo passare allo spazio domande perché ho visto che sono arrivate un po' di domande nella chat, quindi Simone o Maristella se volete rispondere ve le leggo in ordine più o meno. E allora la prima è un'osservazione da parte di Elena Migneco che dice il nostro comune riscontra il problema delle commissioni di pagamento che risultano sproporzionate rispetto ai pagamenti di piccole somme come costi copia o diritti di segreteria sui certificati. Simone o Maristella, se volete aggiungere qualcosa. Se posso rispondere io. Certo. Sì, il problema dei costi di commissione è un problema che ha sollevato più di un ente. Ovviamente lo abbiamo riportato a PagoPA e stanno lavorando per cercare di abbassare questi costi di commissione. Quindi sì, è un problema sentito a livello nazionale. Ovviamente più entrerà in vigore, più aumenteranno le transazioni, più ci sarà la forza del mercato per chiedere anche un abbassamento delle commissioni. Sì, volevo solo aggiungere che le commissioni sono un po' un tema, come ha detto Maristella, sicuramente su diversi tavoli di discussione. Ovviamente poi sta anche nella scelta del cittadino quello di trovare una modalità per ridurre i costi di commissione. Provo a fare un esempio di cosa intendo. Ad esempio, se si utilizzano altre tipologie di pagamento, si possono trovare dei pagamenti che permettono, ad esempio, di azzerare le commissioni per pagamenti sotto i 20 euro. Ad esempio, questo vale per Satispay, perché in qualche modo si è specializzata sui micropagamenti e riesce a fare commissioni molto basse. Viceversa, PayPal, che permette pagamenti fino a 500 euro, ha una commissione fissa. Per cui, insomma, bisogna purtroppo anche per il cittadino trovare e provare a cercare anche metodi per abbassare queste commissioni. Ovviamente poi la discussione a livello di tavolo nazionale è sicuramente importante. Più il sistema sarà usato, più queste commissioni tenderanno ad abbassarsi. Benissimo. Allora, un'altra domanda di Bertoldo del comune di Montebelluna che dice: il carrello multiente potrà essere utilizzato per pagare il bollo di un'istanza per un servizio direttamente all'Agenzia delle Entrate? Sì, allora provo a rispondere. La risposta è sì, dovrà avvenire però tramite l'integrazione del software dell'ente e quindi non direttamente da un utente loggato che fa dei pagamenti di un avviso, però sicuramente sì. Benissimo. Marco Benito Danielato chiede se un ente non riesce ad attivare il servizio per i pagamenti elettronici entro il 28 febbraio 2021, la possibilità per gli utenti di effettuare pagamenti elettronici rimane semplicemente preclusa o vi sono comunque delle procedure da considerare? Provo a rispondere io. Allora, Va bene.
la norma dice che dal 28 febbraio 2021 i PSP, cioè i prestatori di servizi di pagamento, sono tenuti a non eseguire i pagamenti che non passano attraverso il nodo PagoPA. Quindi il rischio è di non incassare niente. Quindi bisogna attrezzarsi per gestire più tipologie di incasso possibile, e questo si può fare nel modo e auspichiamo che questo venga fatto con l'integrazione dei software gestionali, perché è questa la strada con cui si riuscirà ad automatizzare e quindi ad avere i vantaggi di efficientamento anche al lato ente, oltre che i vantaggi di facilità di pagamento per il cittadino. Bene. Luca Scatolon del comune di Caprino Veronese chiede se tra le modifiche che sono state fatte c'è ora l'indicazione sull'avviso di pagamento della tipologia di entrata che il contribuente paga in fase di pagamento spontaneo. Allora, al momento non c'è. Stiamo discutendo e verificando con PagoPA la possibilità di modificare l'avviso per recepire questa richiesta. Al momento, come diciamo workaround, abbiamo la possibilità di gestire il campo causale, magari iniziando il campo causale con la tipologia di dovuto. Questo non è la soluzione ottimale perché il campo causale ha soltanto pochi caratteri, ha 60 caratteri da utilizzare, per cui insomma, si porterà sicuramente la discussione sul tavolo nazionale. Poi abbiamo Renato Bernardi che chiede più che altro una conferma, quindi dice 3 ricevute per 3 dovuti, anche se di uno stesso ente creditore. Sì, diciamo che quello che succede è che quelle 3 transazioni hanno bisogno di tre ricevute diverse. Ogni pagamento è come se fosse stato fatto un singolo pagamento, per cui ognuna avrà la sua ricevuta. Non è stata prevista una ricevuta cumulativa. Chiaro. Francesca dice buongiorno, avrei una domanda. L'ufficio edilizia privata utilizza il gestionale fornito da Regione Veneto GPE. È prevista qualche forma di collegamento tra le due piattaforme? C'è modo di generare gli avvisi PagoPA direttamente da GPE? Allora, provo io. Da quello che so attualmente non ancora, tuttavia ci stiamo relazionando con chi all'interno di Regione gestisce questo software per vedere insomma se sia possibile integrare ovviamente il GPE con MyPay, MyPivot. Bene. Bertoldo di Montebelluna chiede se quanto previsto dalla fase 1 per un ente non fosse sufficiente perché si ritiene necessario realizzare da subito l'integrazione applicativa e gestire tipi dovuto diversi dagli standard, Regione Veneto garantisce il supporto entro il 28 febbraio 2021. Non so se è stata chiara, se volete ve la rileggo. Sì, ho capito. Provo a dire io. Allora, noi lavoriamo, siamo a disposizione degli enti per l'integrazione con software gestionali è necessario seguire quel processo che ho descritto poco fa. Cioè la software house si deve integrare e deve qualificare i propri prodotti, quindi ovviamente chi prima si muove prima riuscirà insomma a portare a termine il processo. Benissimo. Poi abbiamo Monica Saugo del comune di Vicenza che dice buongiorno, il carrello multiente è disponibile anche in modalità integrazione software ente e MyPay, in particolare per il pagamento del bollo.
Sì, questa è praticamente la stessa domanda che è stata fatta prima a Montebelluna e la risposta è sì. Sì. E chiede inoltre quando sarà pubblicata la documentazione MyPay 5.9 nella MyExtranet. Sì, nei prossimi giorni verrà pubblicata, la stiamo ultimando in quanto alcuni contributi sugli sviluppi sono arrivati dalle altre regioni che ci stanno dando il loro contributo, il tempo di fare un merge di questi dati e poi le pubblichiamo. Vi invieremo comunque un'email non appena le pubblichiamo. Fabio chiede, un ente della regione già in MyPay deve fare qualcosa per adeguarsi con la nuova tassonomia o regione fa già adeguamento in automatico? Allora, quello che stiamo cercando di fare a livello regionale è quello di provare a classificare tutti i dovuti. L'operazione che appunto su cui che ci attendiamo da parte dell'ente è la classificazione dei propri dovuti. Ovvio che noi stiamo cercando comunque di farlo a livello più generale, relazionandoci con le altre regioni nel tavolo opportuno. Dal punto di vista tecnico, no, come dicevo prima, il nostro obiettivo è di mantenere l'attuale integrazione dei gestionali, quindi dal punto di vista tecnico non deve essere attualmente, insomma, per quello che abbiamo in mente noi, non sarà necessario fare niente se non dal punto di vista organizzativo classificare i dovuti dell'ente con l'opportuno codice tassonomico. Sempre a proposito di tassonomia, Katia Poletto chiede se per i pagamenti spontanei la tassonomia viene gestita in automatico oppure l'ente deve abbinarla ai vari documenti. No, scusate, ai vari dovuti, penso volesse dire. Beh, se per dovuti spontanei si intendono quelli standard che abbiamo attivato, quelli penso che sia abbastanza scontata che sarà uguale per tutti. Poi abbiamo una domanda di Gloria Zambon che chiede se è possibile avere qualche dettaglio supplementare su come funziona l'esternalizzazione dell'archivio dei pagamenti modello 3. Sì, su questo saremo più specifici con i manuali di integrazione che a breve aggiorneremo e pubblicheremo sul portale. In particolare bisognerà stare attenti a rispettare degli SLA perché le chiamate hanno dei tempi per cui la risposta del DB verso MyPay dovrà essere sufficientemente rapida per permettere alla transazione di poter continuare. Però rimandiamo all'approfondimento tecnico sui documenti. Perfetto. Poi c'è un'altra domanda di Paolo, nello specifico per Maristella, e dice dunque il tagging dei codici tassonomici e dovuti sarebbe in carico a MyPay? Verrebbe fatto in base alla tipologia dei dovuti censiti su MyPay? Sì, cioè, per tutti i dovuti censiti su MyPay è necessario stabilire il codice tassonomico in cui ricadono. Ovviamente noi come regione dentro MyPay abbiamo solo per i comuni credo oltre 700 dovuti, quindi farlo da soli è un compito un po' complesso. Abbiamo già chiesto supporto ai gruppi di approfondimento sui pagamenti, abbiamo chiesto supporto anche ad altri enti, ci stiamo relazionando con le regioni, quindi stiamo facendo il possibile per non sobbarcare gli enti con piccoli comuni anche di questo. Quindi nel momento in cui dovessimo riuscire a fare questo lavoro da soli, non saranno coinvolti gli enti. Se sarà necessario magari chiedere alcuni chiarimenti, avremo bisogno del supporto di ogni singolo ente per confrontarci.
Certo. E Monica Babolin chiede se con gli ultimi aggiornamenti è possibile stampare gli avvisi di pagamento. Non è tanto chiara questa domanda. Era già possibile stamparli anche prima, per cui non capisco bene la domanda. Provo a descrivere un po' la possibilità sugli avvisi, poi magari se in chat riesce ad approfondire la domanda o a scrivercela direttamente Sì, a va bene. cluster.innovazione@regione.it, noi le daremo una risposta. Allora, l'utente può generare un avviso di pagamento da un pagamento, compilando la forma dei pagamenti spontanei. Quindi una volta compilata può procedere al pagamento online o stamparsi l'avviso. Questo lo poteva fare anche prima. E se viene attivata la nuova funzionalità, nel momento in cui scarica l'avviso, verrà scaricato in bilingua. L'ente può caricare un singolo avviso come operatore accedendo al back office di MyPay, e può inserire un dovuto, sceglierà quale tipologia e poi creerà il dovuto con i dati, e anche lì ha il bottone per la stampa e potrà stampare il dovuto. Se attivata la nuova funzionalità avrà il dovuto multilingua. Infine c'è la possibilità di caricare dei flussi di pagamento, sia flussi manuali sia tramite integrazione, e scaricare dal sistema MyPay non soltanto un singolo avviso, ma anche una serie di avvisi presenti e caricati tramite questa funzionalità. Non so se ho risposto, purtroppo non ho capito la domanda. Va bene, poi c'è una domanda un po' più, diciamo, specifica di Lorenzo Savoini che chiede con riferimento al GDA pagamenti che è stato fatto il 27 ottobre, quando è previsto incontrarsi per confrontare quanto raccolto in merito alla nuova tassonomia. Non so se è stata già definita un'altra data. Non abbiamo ancora definito la data, speriamo quanto prima, sì. Sì, penso dovremmo, la mia speranza è di riuscire a organizzarlo entro la settimana prossima, al massimo quella successiva. Va bene, sempre Lorenzo Savoini chiede a Simone Vicari nello specifico se è possibile avere qualche dettaglio in più sull'esternalizzazione degli archivi pagamenti. Sì, questa è la risposta che ho dato anche prima. Era stata fatta anche prima, infatti. Sì, ok. Poi Luca Scatolon del comune di Caprino Veronese dice: cosa ne pensate dell'antitrust che su un articolo del Corriere ieri affermava che non si poteva pagare solo con il pago PA e il cittadino di fatto doveva avere la possibilità di pagare con i sistemi tradizionali anche non integrati con il pago PA? Allora, questo è un tema che è emerso e che è già su diversi tavoli. L'antitrust darà la sua opinione. Il funzionamento, ad esempio, del sistema SEPA era già in essere, e l'ente può utilizzarlo a fianco del sistema PagoPA. Aspettiamo un po' l'evoluzione di questo. Noi teniamo conto che abbiamo dei vincoli normativi e l'antitrust dovrà in qualche modo andare a chiarire anche questi aspetti. Ci aspettiamo insomma delle indicazioni da parte, indicazioni più specifiche anche dal punto di vista normativo. Insomma. Va bene. Elena Migneco dice: alcuni cittadini effettuano di propria iniziativa bonifici al di fuori di pago PA, spesso in home banking. Ha senso impedirlo e se sì, come? Allora, provo a rispondere io. Impedire a un utente di fare un bonifico è abbastanza difficile. Sicuramente potranno e dovranno farlo le banche secondo norma dal 1° di marzo del 2021, e su questo interverranno loro. Sicuramente l'ente può mettere in campo diverse modalità per avvisare l'utente che esistono altre modalità, e quindi ad esempio contattare l'utente, indicargli quali sono le modalità che l'ente ha previsto per quel tipo di pagamento, mandargli l'avviso prima che possa ricevere quel pagamento. Insomma,
sicuramente sono attività di formazione e informazione che l'ente deve fare sui cittadini. Perché se io non so che l'ente ha attivato PagoPA e fino alla settimana scorsa gli mando il bonifico, Certo. come faccio a non mandargli un altro bonifico? Bene. Margherita Salvalaio dice: quando ci si riferisce a prodotto qualificato e alla relativa procedura di qualificazione, ci si riferisce solo ai software di contabilità o ad anche altri software gestionali che prevedono l'emissione di avvisi di pagamento? Sì, vanno inclusi anche i software che devono parlare, tutti i software che devono interfacciarsi con la piattaforma dei pagamenti, quindi soprattutto quelli che gestiscono gli avvisi dei pagamenti. Bene. Luca Dainese chiede se è possibile specificare se il dovuto generato su MyPay può essere generato solo per l'ente che lo genera e non per enti terzi, e quindi chiede di chiarire come deve essere fatto il pagamento digitale del bollo e il riversamento degli importi all'agenzia. Questa è una domanda complicata. Allora, se il tema è il bollo e quindi il pagamento del bollo digitale, questo può essere pagato, anzi è già incluso tra i dovuti che noi mettiamo a disposizione di un ente, e può essere integrato e pagato tramite modello di integrazione dell'ente, quindi con un pagamento iniziato presso l'ente. L'ente può creare un carrello e inserire dentro un dovuto specifico e il dovuto marca da bollo. L'importo relativo alla marca da bollo non verrà in quel caso accreditato all'ente, ma seguirà i giri indicati da PagoPA per ritornare all'Agenzia delle Entrate. E quindi è possibile fare un pagamento includendo anche il pagamento della marca da bollo. Questo è già possibile farlo anche prima di questa versione, e sui manuali che sono pubblicati ci sono già le indicazioni. Poi parla di pagamento Di chiarire, multibeneficiario. Allora esiste anche quella possibilità lì, che però è un po' diversa, e comunque è a disposizione anche il pagamento multibeneficiario nel caso in cui, però insomma è un po' più complessa da gestire, e ne possiamo discutere se è proprio il caso. Mentre la marca da bollo segue un iter un po' più standard, quella per i multibeneficiari è un po' più complessa, per cui eventualmente possiamo approfondire. Renato Bernardi dice: se si utilizza un middleware o hub che si interfaccia come MyPay e PagoPA, sono questi software che devono qualificarsi, non i gestionali utilizzati dall'ente. È corretto? Sì, direi di sì, nel senso che quello che si deve qualificare è il software che chiama le interfacce di servizio di MyPay e di MyPivot. Poi abbiamo la domanda di Guido Mauro Giovanni che chiede: è prevista una differenziazione delle tassonomie fra enti di tipologia differente? Ad esempio, comuni e province hanno delle tipologie molto differenti. Ci sarà un tavolo di confronto tra enti dello stesso tipo? Allora, la tabella tassonomica prevede la differenziazione per tipologia di ente creditore. Quindi per ogni tipologia di ente creditore sono individuati queste categorie di servizi di incasso. Noi appunto abbiamo coinvolto il gruppo dei pagamenti, che sono persone che hanno dato la propria disponibilità a portare il proprio contributo e a mettere in comune il lavoro su questo tema. Ben venga se qualcun altro si vuole unire, perché ovviamente più teste ci sono, più sono i vantaggi, e quindi
Ovviamente se abbiamo pochi referenti provinciali è difficile fare un tavolo per i referenti provinciali. Quindi, noi abbiamo organizzato l'incontro col GDA che è piuttosto eterogeneo e prevede la presenza di referenti dei comuni, delle province e altre tipologie di enti. Ok, andiamo avanti. Poi c'è una domanda di Fabiola Grazian dell'ULS 7 che dice: era stato chiarito che la ricevuta di pagamento rilasciata da PagoPA non era valida ai fini fiscali per la detrazione 730. È ancora così? È prevista una funzionalità per l'utente per reperire anche la ricevuta valida ai fini fiscali? Su questo non lo so se Simone o Antonino sono informati, su questo io non ho notizie, però a prima impressione se la informazione arriva dall'Agenzia delle Entrate, forse la fonte per capire se è ancora valida è quella. Ho provato anche a cercare velocemente, ma non ho trovato riferimenti a questa cosa. Per quanto riguarda la ricevuta valida, al momento la piattaforma MyPay non gestisce le quietanze di pagamento. Non so se c'è qualcos'altro da dire, Antonino o Simone. Sì, dopo infatti ci saranno le conclusioni di Antonino Mola. Abbiamo le ultime domande, le leggo. E allora Arianna dice: nelle tipologie di dovuti su MyPay e nella tassonomia non vedo le cauzioni. Può essere prevista un'integrazione? Allora, appunto, stiamo lavorando per vedere, cioè, la scadenza per la consultazione pubblica era il 30 ottobre. Comunque noi stiamo continuando a lavorare per proporre miglioramenti. Bisogna comunque tenere presente che PagoPA nel definire questa tassonomia ha definito delle macro categorie. Quindi magari bisogna un po' leggere attentamente anche la descrizione di questa macro categoria per capire se magari ricomprende il dettaglio che ci interessa. Adesso non ricordo se le cauzioni sono elencate da qualche parte, mi pareva comunque di averle che fosse venuto o che era venuto fuori il tema oppure che c'erano elencate da qualche parte. Comunque è una questione che ricordo che abbiamo affrontato. Fabiola Grazian chiede se ci sono aggiornamenti sulle specifiche di integrazione dei POS tradizionali con il PagoPA. Allora, per quanto riguarda le specifiche, per quanto riguarda i POS PagoPA, PagoPA ha pubblicato una monografia sulla gestione degli incassi tramite POS PagoPA. Poi specifiche tecniche dettagliate non sono previste. Lì il suggerimento dato da PagoPA è quello di rivolgersi al mercato e quindi di provare a vedere nel mercato quali soluzioni sono proposte, senza legarsi necessariamente alla soluzione proposta dal proprio tesoriere, perché nel momento in cui poi io dovessi cambiare tesoriere devo cambiare prodotto e con ulteriori costi. Quindi il mercato offre diverse soluzioni suggeriscono insomma di provare a approfondire e vedere quello che c'è. Bene. Lisa dice: buongiorno, il nostro ente ha avviato il processo di adesione, attualmente è in attesa di gestire in autonomia l'attivazione degli IBAN sul portale Agid. È in programma formazione specifica in tal senso?
Per quanto riguarda il portale delle adesioni, c'è un manuale pubblicato sul sito di PagoPA che spiega come fare. Per quanto riguarda invece poi, non so se la domanda si riferiva a MyPay, MyPivot, e quindi all'uso poi una volta dei prodotti, una volta attivati e una volta in esercizio. Anche lì avevamo fatto nel corso anche di quest'anno diversi webinar su MyPay, MyPivot, e sono pubblicati sulla MyExtranet, quindi poi l'idea e l'auspicio sarebbe di continuare a fare formazione compatibilmente, insomma, con tantissimi obblighi, con la situazione. Esatto. Poi il signor Pietro Fabris dice: i versamenti andranno accreditati sul conto corrente bancario del comune o sarà possibile associare al dovuto anche conti correnti postali? Nello specifico il nostro ente è capofila per la polizia locale di altri 6 enti. Distinzione e sanzione per ente? Allora, provo a dare una risposta. Se un ente, nel momento in cui ci presenta la domanda di gestione di un dovuto, ci specifica per ciascun dovuto quali sono gli IBAN o l'IBAN da attivare, e questi IBAN poi sono correttamente censiti sul portale delle adesioni di PagoPA, e il sistema MyPay può veicolare per quello specifico dovuto l'importo su quell'IBAN o su uno dei 2 IBAN che ci specifica. Spero di aver dato la risposta sufficientemente corretta, se no insomma ci può scrivere ulteriormente. Monica Saugo del Comune di Vicenza dice: la funzione di prenotazione di un lotto di Juve nudi è compresa in MyPay 5.9, altrimenti c'è un'ipotesi di introduzione in MyPay? Non credo che questa sia una funzionalità che è stata analizzata né prevista, sicuramente non c'è sulla 5.9. C'è però la possibilità da parte di un ente di gestire al proprio interno gli IUV, e quindi può in qualche modo gestire uno spazio di IUV differente da quelli che gestisce per lo stesso ente MyPay, e quindi potrebbe in qualche modo generarli e crearli e tenerli in gestione direttamente un sistema diverso, e nel momento in cui vengono definiti poi caricarli. Va approfondita insomma cosa si intende per IUV nudi, e in particolare quale potrebbe essere insomma l'implicazione, perché qui questa domanda secondo me ne sottende altre che vanno analizzate, e quindi c'è bisogno di un'analisi più approfondita su questo tema. Benissimo. E abbiamo l'ultima domanda di Elena Migneco che dice: i pagamenti dall'estero sono tuttora possibili solo con carta di credito o PayPal, o ci sarà un'integrazione con il CBIL almeno a livello europeo? Abbiamo diversi contribuenti dall'estero, spesso anziani e poco avvezzi a pagamenti online. Sì, vai Simone. No, vabbè, provo a dare una risposta. Il pagamento all'estero è sicuramente più complicato da gestire, bisogna provare a suggerire quei metodi. Non so se ci sia effettivamente volontà da parte dell'estero di integrarsi al circuito CBIL, anche perché penso siano come numero di transazioni molto residuali. So che PagoPA sta facendo ulteriori analisi su come integrare meglio anche le funzionalità dall'estero, per cui mi aspetto anche delle indicazioni da loro a breve insomma su questa modalità. Non so se volevi aggiungere altro. Sì, no, era questo. Benissimo. Allora io passerei la parola ad Antonino Mola. Vi ricordo solo che tutte queste domande le abbiamo raccolte e daremo un'adeguata risposta a tutte quante, e poi saranno pubblicate sulla MyExtranet nel caso voleste consultarle. E do la parola ad Antonino.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Intanto permettetemi di fare i complimenti a Federica Broccali, a Maristella Bolgan e a Simone Vicari perché stanno portando avanti queste iniziative, soprattutto sui pagamenti, iniziative molto complicate con passione e tanta professionalità. Quindi complimenti veramente. Vi rubo solo 2 minuti per un paio di messaggi che spero utili. Il primo è Simone, Maristella, la Federica, gli altri colleghi sono sicuramente molto disponibili, però abbiamo un numero di risorse finite, quindi noi non possiamo garantire che da qui in avanti riusciremo a soddisfare tutte le richieste che ci pervenissero per l'integrazione su MyPay, MyPivot. Perché? Perché gli enti coinvolti sono veramente un numero importante e noi in questi anni abbiamo fatto uno sforzo importante per sollecitare le adesioni. Quello che non vorremmo accadesse è che agli inizi di gennaio o all'inizio di febbraio tutti gli enti si riversassero verso la Regione Veneto facendo delle richieste che noi non riusciremo a soddisfare. Quindi l'invito al messaggio forte è: se siete intenzionati ad aderire alla normativa, fatelo. Il tempo è finito. Vi sollecito a chiamarci, a chiederci le integrazioni, a consentirci di organizzare il tempo che ci rimane da qui al 28 febbraio nel migliore dei modi. La seconda questione che volevo, secondo messaggio che volevo in qualche modo darvi è questo. Sappiamo che soprattutto in questo periodo si stanno scatenando un po' le aziende ICT del nostro territorio facendo varie proposte. Le aziende ICT del nostro territorio sono fondamentali per tutti i processi di trasformazione e quindi per noi sono un valore essenziale, perché Regione Veneto, né i SAD, né le autorità urbane, né tutte le altre organizzazioni che noi abbiamo sul territorio e che sono a vostra disposizione per affiancarvi nello switch off, sono in grado, senza le aziende ICT, di fare questo percorso. Tuttavia, siccome riceviamo varie richieste, se si tratta di proposte congruenti o non congruenti rispetto a quelle che sono le piattaforme abilitanti regionali, vi do qualche indicazione. La prima è andate a vedervi i cataloghi che prima Maristella ci illustrava, dei prodotti, degli enti qualificati, per poter capire se la proposta che vi stanno facendo è più o meno congruente con le piattaforme abilitanti regionali. Certo è che un ente che non sia stato qualificato sicuramente non è in quel momento qualificato, ma magari lo potrebbe essere. L'importante è che l'offerta che vi viene proposta preveda l'utilizzo degli ambienti MyPay, MyPivot regionali. Questo è diciamo così, il requisito che dovete chiedere ai vostri fornitori. Dopodiché siamo a vostra disposizione per darvi una mano a capire l'offerta e a darvi, se possiamo, qualche consiglio. Infine concludo con il terzo messaggio. Lo diceva prima il nostro direttore Luca De Pietro: stiamo lavorando su 2 fronti. Il primo è il Dipartimento per la Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione, cercando di utilizzare i fondi dell'avviso che è stato pubblicato qualche mese fa per dare un ristoro, un sollievo
ai costi che devono affrontare le pubbliche amministrazioni per lo switch off, nello specifico a pago PA. Il bando, sapete, è per i comuni sotto i 5.000 abitanti e noi stiamo lavorando per aggregare il territorio e aggregare i comuni sotto i 5.000 abitanti per fare una proposta a livello nazionale in modalità aggregata. È chiaro che i finanziamenti arriveranno a soluzioni che utilizzano le piattaforme abilitanti regionali, quindi in questo caso MyPay, MyPivot. È in corso un'ulteriore iniziativa a livello nazionale, in questo caso del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, dove sono previsti ulteriori fondi, sempre orientati sul tema pagamenti, ma a dire il vero pagamenti, identità digitale e APIO. Voi sapete che entro il 28 febbraio noi abbiamo l'obbligo di integrarci a PagoPA, abbiamo l'obbligo di avere tutti i servizi ai cittadini con SPID, abbiamo l'obbligo di utilizzare l'APIO come punto d'ingresso dei cittadini verso verso i servizi della pubblica amministrazione. Regione Veneto ha le piattaforme abilitanti per darvi gratis tutti questi servizi. È evidente che c'è bisogno dell'integrazione con i legacy delle aziende ICT ed è per questo che è importante il contributo di tutte le aziende ICT verso questo percorso. In ogni caso, anche per i comuni sopra i 5.000 abitanti, con questo secondo bando noi stiamo cercando di individuare delle progettualità che ci consentano di finanziare attività che vanno in questa direzione. Molto probabilmente nei prossimi giorni vi invieremo anche una proposta di un progetto per la trasformazione digitale dei servizi pubblici. Lo invieremo a tutte le amministrazioni per poter essere, se siete d'accordo, naturalmente approvato. Questo vi darà la possibilità di sollevare un altro obbligo che abbiamo entro il 28 febbraio. Entro il 28 febbraio dobbiamo approvare un progetto per la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione. Questo è stato una delle innovazioni che ha portato al recente decreto semplificazione del luglio scorso, obbligando appunto a questa all'approvazione di questi progetti. Quindi vi invieremo un progetto coerente con l'evoluzione regionale e coerente anche con i finanziamenti che da qui in avanti faremo. Vi lascio, vi ringrazio veramente della partecipazione, rimaniamo a vostra disposizione, avete le nostre mail, i nostri contatti, chiamateci e vi sollecito ancora, chiamateci per tempo perché altrimenti non riusciremo a esservi utili. Grazie della partecipazione a tutti e al prossimo incontro. Grazie ancora a Simone e a Maristella per la professionalità. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Arrivederci.